Per carità, non chiamate le ronde. Contro i furti a Gambarare di Mira arriva il controllo di vicinato. Una cinquantina di persone vigilerà sulle abitazioni, soprattutto in assenza dei residenti, segnalando possibili sospetti alle forze dell'ordine. Il progetto, che è autofinanziato, nasce da una petizione al sindaco Alvise Maniero firmata da 400 persone. Caffè quanto mi costi. Nei bar di San Donà la tazzina a 1,10 € sta diventando solo un ricordo. Ormai la corroborante bevanda viaggia a 1,20 €. Non si poteva fare diversamente, spiegano i responsabili di Confcommercio. L'aumento è necessario per stare dentro le spese e poi in Europa un caffè costa anche 2,5 € a tazza. Scienziato trevigiano scopre la proteina del cancro al cervello e Alessandro Perin di Vittorio Veneto, ricercatore per l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. La sua scoperta è importante per curare il tumore del sistema nervoso centrale, un tumore frequente e maligno, attualmente refrattario a trattamenti chirurgici, alla chemio e alla radioterapia. Piange il telefono a Oderzo, linee interrotte, famiglie e commercianti isolati. Oltre 1.000 utenti legati alla linea fissa di Telecom non riescono a effettuare o ricevere telefonate da giorni. Nonostante i ripetuti appelli, Telecom non ha ancora ripristinato i collegamenti e gli utenti sono davvero infuriati, tanto più che il guasto non sembra riconducibile al maltempo. Dopo l'allarme per l'escalation di furti, la polizia di Padova ha catturato una banda dell'Est Europa che stava per compiere altri colpi. I predoni, a bordo di un'auto con targa straniera, stavano perlustrando la città alla ricerca di case e negozi da svaligiare. I ladri giravano con documenti contraffatti bulgari, cechi e russi, oltre all'occorrente per compiere le spaccate. Rimuovete le auto abbandonate. Un'associazione ecologista sollecita il comune di Veggiano a rimuovere 2 macchine abbandonate e a bonificare l'area interessata. Col loro carico di vernici, batterie, olio esausto, pneumatici, le auto abbandonate sono molto inquinanti, andrebbero consegnate ai centri di rottamazione e magari individuati i responsabili.